Che cos'è un passo? Secondo voi? Ayumi Ashi, che cos'è? Chi è che fa vedere un Ayumi? Tutte cinture nere si parli in italiano pure ma passo è italiano, mica te sto parlando in tedesco. Passo vuol dire io passo, quello faccio coppa e colorato. Anche se uno solo, no? 2, 3, 4. Allora, il passo è quando sposto avanti un piede. 2 sono 2, 3 sono 3. Allora io sposto avanti un piede, ok? Lo sposto nella stessa maniera quando combatto e quando cammino. Ma vuoi la risposta? Sì, voglio la risposta, sì. No. Deve essere chiaro questo concetto. Perché io? perché trovate forme Ti adatti Perché a. una passeggiata è una passeggiata. No? Ti adatti alla distanza. Allora siamo movimento muscolare diverso, siamo d'accordo che per fare un passo legato alla marzialità è una cosa e il passo legato a camminare è un'altra cosa. Allora, innanzitutto, no, vi dico questo perché non lo vedo mica quando voi lavorate, senza offesa, ma molte volte sembra che camminate per stabilizzare. Allora se camminate per stabilizzare non state così. Allora, neanche sono basse, raggiungono una stabilità e il mio passo è finalizzato a generare una forza. Quando io mi muovo per generare una spinta. Anche andando indietro, la spinta è indietro. Mentre quando io cammino per camminare rotolo, i miei piedi rotolano sul pavimento. È come se fosse un triceto che gira dentro un grosso cerchio. Ok? Quando combatto, i miei movimenti di passo sono interni, cioè generano una forza che spinge dentro qualcosa, dentro qualcosa è una forza. Allora, ci mettiamo tutti